A volte i progetti migliori nascono quasi per gioco. Andiamo indietro di 35 anni, precisamente attorno ad un tavolo di un bar. Lì un gruppo di giovani amici decise di dar vita ad una piccola società di pallavolo femminile. Ecco nascere quasi per gioco la Pallavolo Codevigo e poi? Da questo piccolo gruppo è cominciato a sorgere una società di ragazzine con l'occhio di riguardo soprattutto per i giovani ed è nata prevalentemente la società di Pallavolo Codevigo solo per il femminile. L'ambizione attuale sarebbe adesso anche di costituire qualcosa al maschile, però sono piccoli passi che aggiungiamo e che facciamo ogni anno. Codevigo è un piccolo paese che si trova fra comune di Chioggia e Piove di Sacco. La società di pallavolo ha da sempre lavorato bene nel territorio fino a partecipare alla Serie D, poi la svolta. Era venuto il momento di dare una svolta alla Serie D e la scelta nostra è stata proprio di ripartire dal giovanile con l'ambizione appunto di proseguire. Siamo arrivati adesso alla seconda divisione costituita per la maggior parte proprio da ragazzine giovani, tutte di Codevigo, e l'intento è proprio adesso di fare il passo in prima e a ruota qualche altra squadra sempre giovanile, mantenendo sempre l'occhio per i nostri ragazzi di Codevigo. Quest'anno la prima squadra partecipa al campionato di seconda divisione femminile. Andiamo a conoscere meglio il gruppo delle ragazze per voce delle protagoniste. La nostra squadra gioca da più o meno 5 anni insieme, però da quest'anno siamo al completo perché abbiamo 14 giocatori, e mentre gli anni passati eravamo 8-9, quindi abbiamo comunque fatto dei buoni campionati, però quest'anno pensiamo di poter fare bene, insomma, di poter salire di categoria, però speriamo. Il poter finalmente contare su un organico completo rafforza sicuramente quello che da un paio di stagioni è l'obiettivo primario della squadra. Quest'anno sono fortunato perché ho 12 ragazze che mentre gli anni scorsi non ne avevo 12, ne avevo una decina e quindi quest'anno avendo anche parecchie ragazze di ruolo speriamo di puntare ad arrivare in prima categoria e speriamo, è il terzo anno che ci proviamo e speriamo sia l'anno giusto. Ma non c'è solo la prima squadra. La società si occupa anche dei giovani e giovanissimi. Grazie al lavoro nel territorio e alla collaborazione con le istituzioni crescono il mini volley e l'Under 12. Facciamo a livello giovanile, a livello di mini volley e Under 12 misto, quindi bambini e bambine. I bambini vengono reclutati tramite pubblicità o anche progetti scolastici, entrando direttamente in quella che è la struttura delle scuole elementari inizialmente e poi anche delle scuole medie. E a proposito di mini volley, una curiosità. Giulia Bacco, atleta della seconda divisione, da un paio di anni riveste il doppio incarico di giocatrice ed allenatrice, quest'anno proprio dei più piccoli. Sentiamo il perché della sua scelta. Perché mi piacciono i bambini piccoli, mi piace la pallavolo, per crescerli come sono cresciuta io, mi interessa anche crescere le altre persone. L'anno scorso allenavo l'Under 12, siamo classificati quarti, quest'anno mi hanno assegnato il mini volley e spero di fare strada anche con loro. Restiamo in tema di giovani, ma saliamo un po' di categoria. La Pallavolo Codevigo partecipa infatti al campionato di Under 18. Capiamo con quali obiettivi. È una squadra molto amichevole, è composto da ragazze delle medie e anche delle superiori e il nostro obiettivo è quello di vincere e di divertirci. Lo sport è veicolo di valori importanti. L'aspetto educativo nella Pallavolo Codevigo riveste un ruolo di primo piano. Dare la possibilità ai ragazzi di capire le regole, di rispettarle, di insegnare loro qualcosa e quindi avere un obiettivo anche educativo, non solo sportivo e formativo.